L'olio extravergine di oliva fa ingrassare. Questa è una delle convinzioni più radicate in chi segue una dieta per mantenere la linea o per dimagrire. Io sono Giorgio Marretta, biologo e produttore di olio extravergine e in questo video ti spiego perché questa convinzione è totalmente sbagliata e perché l'olio extravergine è un prezioso alleato nella nostra dieta. Quindi stai ben attento e guardalo fino alla fine. Di la verità, quante volte hai sentito dire anche da esperti del mondo della nutrizione o del campo medico che l'olio dovrebbe essere usato col contagocce perché fa ingrassare? Tranquillo, non preoccuparti, se sei un amante dell'olio, adesso ti spiego come usarlo in abbondanza senza fartelo pesare sulla bilancia. Partiamo col dire che l'olio extravergine, come tutti gli altri tipi di oli, ha 9 kcal per grammo e che quindi non è più calorico rispetto ad altri oli. Per spiegarti il perché non fa ingrassare è fondamentale farti capire innanzitutto qual è il meccanismo che causa la produzione e il deposito di grasso nel nostro corpo, che, udite udite, non è legato alle calorie che introduciamo, ma è legato all'elevato indice glicemico, ovvero alla quantità di zuccheri presente nel sangue dopo un pasto ricco di carboidrati. Infatti, quando si innalza l'indice glicemico, si innesca la produzione da parte del pancreas di insulina, che è un ormone che toglie lo zucchero in eccesso presente nel sangue e lo trasforma in grasso, che viene poi depositato nella zona addominale. In parole povere, non sono le calorie che ci fanno ingrassare, ma i carboidrati in eccesso, che sono la causa appunto del picco glicemico. Va da sé quindi che se riuscissimo a mantenere l'indice glicemico basso potremmo mangiare molti più grassi e calorie come appunto l'extravergine senza ingrassare. Ma spingiamoci oltre, può l'extravergine aiutarci a dimagrire? Non voglio essere di parte, ma sembra proprio di sì. Infatti, numerosi studi scientifici, dei quali ti allego il link nella descrizione del video e che puoi autonomamente consultare, hanno dimostrato che condire le pietanze con olio extravergine riduce sensibilmente il picco glicemico dopo il pasto e quindi si presta ad essere un prezioso alleato contro il diabete e contro l'accumulo di grasso. Addirittura, a differenza dei luoghi comuni, possiamo affermare che l'olio extravergine d'oliva è l'olio vegetale più digeribile e che grazie al suo elevato contenuto di acidi grassi monoinsatori favorisce la riduzione della secrezione gastrica, con azione preventiva e curativa di gastrite e ulcere e favorisce la digestione dei grassi. Quindi, come anche divulgato dalla dottoressa Sara Farnetti, esperta di metabolismo, i grassi dell'olio extravergine di oliva addizionati ad altri alimenti possiedono un effetto anti-insulina e per questo è indispensabile nell'alimentazione di chi vuole mantenersi in linea. In sostanza, l'olio extravergine riduce l'aumento di peso ed è anche un nostro alleato per l'assorbimento di molte vitamine. Inoltre va sottolineato che, a differenza degli altri oli, l'extravergine è anche saporito ed aiuta ad esaltare al meglio le nostre pietanze. Naturalmente, per avere questi effetti, l'olio deve essere di alta qualità. Se non sai come reperire un vero olio extravergine di oliva di qualità 100% italiano, puoi andare sul sito www.olioaulivus.it e scegliere la soluzione che più si addice alle tue esigenze. Lo produco da sempre insieme alla mia famiglia da olive autoctone siciliano ed è eccezionale. Detto questo, tieni presente che i miei non sono consigli alimentari e ricorda di affidarti sempre al tuo medico e nutrizionista di fiducia per le scelte che riguardano la tua nutrizione, poiché siamo tutti diversi e ogni essere umano necessita di soluzioni personalizzate alla propria condizione psicofisica. Bene, con questo video abbiamo quindi finalmente sfatato il mito che l'olio fa ingrassare e addirittura abbiamo scoperto che è un prezioso alleato per la nostra linea. Se hai domande o curiosità, scrivimele nei commenti e sarò felice di risponderti. Ti mando un caro saluto e ci vediamo nel prossimo video.